30 milioni di euro per salvare Piazza San Marco dalle acque alte. Con il Mose in drittura d'arrivo, il Consorzio Venezia Nuova ha commissionato un piano di messa in sicurezza della zona più bassa e fragile di Venezia. Gli interventi si articoleranno in una serie di opere specifiche, tra cui la sostituzione dell'attuale molo frangiflutti, la posa di piccole paratie rimovibili in acciaio e legno alte 40 cm lungo la riva più esposta di San Marco, la pulitura, il restauro e la parziale impermeabilizzazione dei cunicoli. Nel momento stesso in cui il Mose va in funzione a 1,10 m, Venezia è al riparo da quella quota in su. Ma la piazza, essendo il punto più basso della città, si allaga prima di 1,10 m. Quindi noi, il progetto che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto proprio per metterla in salvaguardia dal 1,10 m in giù. Ora il progetto dovrà passare al vaglio dei vari enti preposti, tra cui il Provveditorato alle opere pubbliche e la Sovrintendenza, dopodiché si potrà dare il via ai cantieri. Noi riusciremo, in base al progetto, a quantomeno in modalità provvisoria a far funzionare gli impianti per evitare l'allagamento della piazza dopo dall'inizio lavori circa 2 anni, 2 anni e mezzo. Il cantiere prevede 2 basi, una a fianco del campanile di San Marco, l'altra su un pontone di fronte al pontile del Provveditorato e sarà organizzato in modo da limitare i disagi. La calendarizzazione di questi micro cantieri, tra l'altro, dovrà essere per forza di cose concordata con tutti i soggetti interessati, e quindi provveditorato, sovrintendenza, amministrazione comunale, esercenti di Piazza San Marco, proprio perché deve essere, come dire, l'impatto deve essere il meno invasivo e il meno e deve recare il meno disturbo possibile.